L'arte che sai. Che è libertà sto questa pianta? Ci spiavo Calorio a Basile che aveva arrivato allora. Ma chi? Ha risposto Basile. Finemmo resiste alla, ma se non arrivano i barbatelle. Come assistiamo? Spiavo Filippo. Caido proprio, Michele. Tutto così lo ha fatto. Non ti scordare di metterci l'ossa, ci disse Filippo riendo. Che ossa, ci spiavo Basile? Ah, che allora niente, sai. O primo per i vite, o chiantavo Noè. E Noè, lo sappiamo tutti, campava 900 anni. Per cui aveva un sentimento uomo ranno. Quando Noè chiantava il primo per i vite, fece la fossa. Preparavo tutte cose e, prima di recalarci da Barbatella, si procuravo 3 ossa. Uno di leone, uno di scecco e un osso di scimmia e ci metteva nella fossa. Ci metteva nella fossa di 3 ossa, ci calavo da chiantima e disse: o succo di sta chiantima si chiama che sta mettendo sa va a chiamare vino. Così ne vivi giusto a diventa come un leone. Così ne vivi che sei un idolo giusto a diventa come uno scecco. Così ne vive propriamente assai a diventa come una scimmia. E da così è come è fatto quando uno è vivutizzo che è propriamente all'obse, si dice che è meriaco come una scimmia. Quanto ne sa Filippo, disse Calorio. A proposito di Noè, disse Basile, ora ve ne conto una io. Una volta dice che Noè era assettato focolare, con un scellone ricordo che si scappava che sentiva freddo. Noè era vecchio proprio. C'era un carrosiere, scauso, spedderezzato, un mignoluto freddo che era mirno. Ci troppoleavo. Trasi io e ci disse: Moruna in queste luci quando mettiamo un bracciere che mi ha mai capitato tanticchia le braccia. Io queste luci tu rugno, ci rispondeva Noè. Ma onde tu porti? Onde tu metti? Ca, ci rispondeva il carrosiere e stenne una chianca in mano. Che può essere mai, ci disse Noè, che non ti bruci. Mai, che non mi brucio. Ci rispondeva il carrosiere. Se ci metteva un pugno di cenere nella chianca in mano, ci ammottavo con uno scorpo un coccio di luce, un capo da cenere, salutavo e se ne io. Noi restava all'occuto. Tale, disse a sto carrosiere. Vuol dire io ho campato 900 anni e una cosa che chissà non la sapia. La vera non si finisce mai a imparare. È vero è, disse Filippo. E ci resta se sta scritta o solito? Ci rispondeva Calorio a Basile. Ci spiavo Calorio a Basile. Che può essere mai? Rispondeva Basile. Più avanti si girava se sta scritta. Tanno i travagli, squasare, zappare, rubulare, arreterzare si facevano a mano, con zappone. Ma era quel che zappa più in una vigna come una volta. Ora, o picco assai e morsi motozappa l'avevamo tutte. No, ci rettimo a sesta di separne. Mi venne collucciata buona, ci spiavo Filippo. Almeno a così pare, ha risposto Basile. Picchisso o mascio ido era, disse Calorio utandosi nel mascio Sarafino che era settato re punta. Ossia che dice, ci spiavo Basile a mascio Sarafino. No, disse Filippo, non sente, c'è a parlare forte. E so tempo, come c'eravo a sesta, ci veniamo Basile a mascio Sarafino. A chi? A festa, ha risposto Mastro Sarafino.
Sì, a cacchimo venigno stampata lì a Campanicoccia, disse Basile. Turisti io che non sente, ha ripigliato Filippo. È sordo come una campana, non sente manche cannonate. Quanto è tinta vecchiaia, disse Basile. Pozza la vecchiaia essere accisa. A sapete chissà? Spiavo Filippo. Chissà ci sentia rire a Pietro De Salvo, o figlio rabbonarmi e rommeaggio ralleggiaro. Non è finito chissà, spiavo Basile. Io e ave che non vio. Che ave picca che se ne io, disse Calore. Pietro picca aveva una trentina d'anni che se ne io. Ciù, disse Filippo. Pietro aveva un piezzo di 35-40 anni e magari che se ne io. E mi pare che avesse essere la data di Genova. Però avvenuto, sta estate caia. Caino mi ha insegnato questa frase. Pozza la vecchiaia essere accisa, io perso l'iriente e le scagliuna, io perso la vista e l'antisa, non sento sparare manco le mascuna. Povera mella mia, non si chiottisa, a giuccatella sopra le cogliuna, ora mi piccio pure la camisa, mi piccio caos, quasetta e quasuna. E tu, perché rire? Ci spiavo Basile a Calore. Riro, ha risposto Calorio. No, per chissà che dice Filippo. Riro perché mi viene a mente un fatto quando io ero caroso. Una volta, Masiadina. Ve la ricordate a Masiadina? Due caroso che travagliavano a barro da caro. Chissà, tanno partito per America e non è tornato più. Sto caroso, sto Masiadina era sciuroso assai. Babbiava con tutte e a tutte che ci faceva abbo, che ci aveva a dire la sua. Un giorno sto mase passava nella chianata Romonte e bitte che davanti a potia rabbonare rimasto Vastiano Police c'era assettato o suppillo coruzzo o soggiorno solo verso la porta. O suppillo buon'arma era uomo grande. Era vecchio proprio. Egli era là, assettato davanti a potia rimasto Vastiano, a cuccuronuto nella seggia. Sto caroso, sto mase, come ci passava vicino, a due soppillo ci fa. Quanto è tinta vecchiaia. O soppillo franca ci vinne. Spingi io l'occhio e ci rispondi vero è, speriamo che tu non ci arrivi. Che non ci sei giusto, ha risposto Basile. Chisto che gli è qua, Mastro Sarafino, ha ripigliato Calore, risente o non sente, ma a quanto pare a testa ancora ci cammina. Ci cammina e come, disse Filippo, e se lo Basile ci diceva io. Nana pararure, sa chianta ci assistiava e ci collecciava buona per davvero. Che t'hanno ido, ci assistiava vigna lo frassero a mio fratenetto. A roba che saota, ci rette una mano pure io. Saota, a cominciamo risulta. Ido Mastro Sarafino appezzavo per le ferre a Pericino, non spicolo scatascio. Mi mannava a mia a tenere l'auda punta la zammara e mio fratenetto gli appezzano il rusciache quanto corrispondevano quei taccagli. Troppo, com'è sto fatto che facisto? Spiavo Basile. Mastro Sarafino, per stiare vigne, tenia e credo che ancora lave una matassa lunga di zammara, perché a zammara non è come a Romaneddina che si accurcia e si allunga a secondo come cammino tempo. A Romaneddina, che non ha un ricordo, sapete meglio di mia, se si bagna si accurcia, se si asciuga si allunga. Invece a zammara né si accurcia né si allunga. E come stava dicendo, nella zammara ogni 5 palme che tanto serava la sesta scritta, Mastro Sarafino ci aveva mettuto una pezzuta russa
n'attaccaglia va. Quando da zammara era tirata re punta e punta, come diceva Idro, c'ulia uno che pezzava il rusciache. Una piogna taccaglia, quanto da rusciaca che s'appezzava nel terreno corrispondeva con la pizzuda russa. E saota, Mastro Sarafino, prima si stiava a filarata risutta, a Pericino, e ci fece appezzare il rusciache. Ruoppo partiu sempre rupale fierro, si stia prima filarata di fianco e ci fece appezzare pure il rusciache, sempre unne carino i taccagli. A poi, sempre con la zammara faceva tessera a tessera. Mano a mano che io steniendo a zammara, mio fratinetto io appezzando i rusciache. Una mezza giornata si stiemmo migliaia e mezzo di vigna e si dui i virite. Nassa vigna il mio fratellino, pure ora che vecchia, di per i vite su cullecciate precise. I filara su tutti a corpo ruocchio, runna talie da vigna corrisponde. Perché questo calore Mastro Sarafino puntuato era, e non solo per vigne. Ci vediamo si stiare ardina o puramente la olive, e altro che ingegnere. E non è che Mastro Sarafino aveva scuole, che sapeva liccia. E che ora non sapeva più è meschino, ma se no... Tanno, risse Basile, quando c'hanno porrietto e cantavo su giardino ride e remie, sbagliavo. Sbagliavo che a patesta rura so se si stia ridendo proprio. E non solo sbagliavo che ci rette a sesta troppo scritta, ma sbagliavo pure che non ci vinne manco col lecciato latino. Uno che talia di per arancere punta e punta parlano come aveva un pizzo copone. E dire che stavolta Mastro Sarafino ci aveva approntato il proprio. Ma tanno, ciano, e a patesta rura e... A sesta giusta, Roiardino ora varico io come arripigliavo Filippo. A sesta giusta, Roiardino sia per l'arance, capilimuna, siddu terreno e chiano e 20 parme. Da sacchiane caronia, ressellatate l'acqua ruce, dopo a sesta e sempre 20 parme. Se invece è appoggiata si può scendere a 10 ruotto e pure a 17 parme. Na sti terreni nostri, a Remie, a Turre, a Canneto stesso, si ciruna a sesta di 10 ruotto e pure 17 parme, a secondo come cammino terreno. Invece per la olive è 100 parme, a poi a secondo come è combinato terreno. Se il terreno è chiano è 30 parme, se invece costa è 27, 25, 24 parme. Ma per questo cosa Mastro Ido è, Mastro Sarafino. Quando Mastro Sarafino era Caruso, dice che per 30 anni travagliava un cavaliere riuscito a Paternò. Travagliava a Paternò e faceva un ribattiere, dopo un cavaliere riuscito. Tanno dopo dice che era tutto vigne. Nannata a sto cavaliere riuscito ci rissa a testa riscippare i vigne, che erano vecchi, e di piantare in giardino l'arance. Chissà su terre buone, dopo so che ci miette a riennete sicura. Scipparo di vigne, ci passaro quei ue. Dopo, per introdurre una buon'alma al cavaliere riuscito, il terreno è assai. Vado a fiorare che solo per passare, chisso che l'assaro a giardino, ci osero 4 parecchi di ue e una settimana sana per passarlo tutto. Quando la poi venne l'ora che si viene a fare i fossi per piantare l'arance, c'è un ingegnere con squadro, coi paline e qua catina, che aveva assistito al giardino quando ci veniva collocciato a regolararte.
Iddo solo, l'ingegnere, o servizio non lo poteva fare. Aveva bisogno di uno che ci aiutava a maniare la catina e cappezzava il ruscià che non regia Iddo. E giusto, ci aiutava questo, Mastro Sarafino. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni. All'ultimo dice che sto Mastro Sarafino ne sapeva quanto proprio ingegnere. E di volta l'ingegnere, quando a Mattia che aveva a fare un travaglio richiese, a de campagne, dice che cercava sempre a Ido, a Mastro Sarafino. Certo, disse Basilo, scuole su scuole, ma però quando a uno a testa ci cammina, e chi se è vero, disse Filippo, dopo non è questione di scuole. Per fare un'arte ci vuole che uno ci avrà vita testa. Caido pigliamo pure per fare un panaro. C'era a Buonarmere Mezzonino che faceva de panarelle che parivano pettate. A Narcizza, a Ducizze, Ragliastro, Resalice, quei canne ciaccate fine, e sparte che aveva occhio. Se diceva che aveva a fare un panaro mezzo tommenaro, era chiddo. I cancelli di sazza che faceva Ido erano a formate latine che parevano colonne. I stessi fisceri che faceva Mezzonino erano sempre appattate precise. In capo a Vardella ci stavano a pennello. E in pari fisceri fatti da Mezzonino non venivano mai a fine. Invece mia papà faceva, ma una cartella giusta non la fece mai. Certe volte partia che a fare un cofino e ci veniva una cartella. Io stesso, l'occhio che aveva Mezzonino che l'aio. A mia se mi riuscite a fare una legname, a fare una rata, una pirta, una tenniglia, o io stesso. Queste cose lasciate fare a mia, ma come a fare una cartelluzza pulita come quelle di cartelluzze uso casa, che si facevano prima, non so cose mie. Non è arte mia, perché a dire una cosa per un'altra? Ognuno con l'arte sua, disse Calorio. Più avanti, cosa sappiamo tutte, quando veniva a squadra di Giuesane a monnare le olive, chiedo che c'era, chiedo sì che era travaglio fatto buono, travaglio giusto. Le olive la deportavano che apparivano stampate nei libri. Gnardino stesso, e quando a Gnardino o alla olive si c'eruna a munna giusta, il stesso si paino il travaglio. Io pare che faccio, certe volte ci impresio, ma mi piacesse fare cose giuste. Avanno passato, se 4 per olive ripurrò, ciò se fare io proprio, a munna però, ma dugno, che non è arte mia. C'è bisogno che me l'hanno a mandare a dire. L'antiche ricevono, e ai, fai l'arte che sai, disse Basile. Egli è vero, disse Filippo, ora però mi arrecampo piglitra che ure mangiare. E che se arte che sappiamo fare tutte, disse all'ultimo Calorio. Aspetta che me ne viene cottia.